Cari amici della Tenda TV, benvenuti a Rive Divine, 7ª edizione anno 2021. Siamo qui, come vedete alle nostre spalle ci sono i gruppi che sono in partenza per i vari percorsi. Quest'anno abbiamo il percorso sud, percorso nord e percorso sud-ovest, che porteranno tutti i partecipanti a vedere, ad ammirare, ad assaggiare, insomma sono percorsi enogastronomici dove le aziende del nostro territorio, delle colline di Vittorio Veneto, ospiteranno i partecipanti facendoli degustare le nostre eccellenze sia gastronomiche, formaggi, cibi e quant'altro, piuttosto che i vini o anche l'olio o anche i dolci eccetera. Quindi un percorso a 360 gradi, alcuni anche impegnativi. La novità di quest'anno sarà anche un percorso extra da fare in bicicletta, quindi per gli amanti delle due ruote, che li porterà in un percorso differente su altri tipi di colline, diciamo. E quindi eccoci qui, adesso andremo a intervistare alcuni dei partecipanti e seguiteci in questa nostra giornata di Rive Divine 2021. Amici della tenda, eccoci qui, il primo intervistato della giornata, il vice sindaco di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco. Ci conosciamo, quindi ci daremo del tu senza nessun problema. Allora Gianluca, vedo che c'è una enorme partecipazione a questo evento, che è uno dei primi eventi grossi del 2021 dopo tutto quello che è passato. Cosa ne pensi? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Tanta soddisfazione, quindi ringrazio la Proloco, ringrazio le aziende, ringrazio tutti gli accompagnatori che accompagnano queste persone lungo il territorio, sia a ovest che a est della città. È bello vedere così tanta partecipazione, soprattutto chi viene a fare questa manifestazione, e sono molti turisti da fuori provincia e anche da fuori regione. Quindi è una manifestazione importante perché facciamo conoscere il nostro territorio, un territorio importante che noi diamo quasi per scontato perché ci viviamo da sempre. In realtà per chi viene da fuori è un gran territorio e la gente li vedo proprio contenti di venire da noi. Ho visto che quest'anno avete anche inserito una novità, che è il percorso in bicicletta / e-bike / Vespa, e stanno già arrivando i primi partecipanti, che credo che saranno gli ultimi a partire, perché vedo che fate le partenze scaglionate, il che è ottimo perché di questi periodi bisogna fare così. Come mai vi è venuta in mente questa idea? È una prova che facciamo come primo anno. E il territorio è molto frequentato da ciclisti che vengono appunto nelle colline UNESCO per vedere, per apprezzare i nostri prodotti oltre che il territorio. Quindi abbiamo provato a fare anche questo percorso per le biciclette. Vediamo come andrà, è una prova, ma sono convinto che andrà bene. Hanno ben atteso le vostre aspettative le aziende che collaboreranno con voi oggi? Sì, le ringrazio. Si sono aggiunte tante aziende nuove e più o meno sono coinvolte tutte le aziende del territorio. Poi bello che si sono inserite aziende dai comuni limitrofi, quindi Fregona e Conegliano, quindi è una manifestazione che sta crescendo, non è una manifestazione solo di Vittorio Veneto, comincia a diventare proprio una manifestazione del territorio, che è quello che vogliamo. Rive Divine 2021, siamo qui con Tony Sonego. Ciao Tony, come va? Bene, grazie. Vedo che c'è una partecipazione enorme a questa 7ª edizione, che dopo tutto quello che abbiamo passato è una bella prospettiva. Siete contenti? Siamo soddisfatti effettivamente, abbiamo ricevuto oltre 500 richieste di partecipazione, abbiamo dovuto purtroppo eliminare qualcuno, restituendo i bonifici che avevano fatto inizialmente senza nemmeno chiedere se c'era disponibilità di posto. Siamo soddisfatti soprattutto perché la manifestazione piace, alla manifestazione partecipano persone da fuori provincia, anzi da fuori regione, perché addirittura dall'Emilia e dalla Lombardia sono arrivati, e dal Trentino sono arrivate persone a questa edizione di Rive Divine. Edizione che ha delle novità, perché quest'anno i percorsi sono 4, c'è un percorso in bici. Altra novità, le Vespe, c'è anche la possibilità di effettuare un percorso di Rive Divine con delle Vespe, con una guida a seguito, che percorrerà anche le colline dell'UNESCO,
fino a Valdobbiadene, persone che non conoscono la nostra zona, che quindi apprezzeranno le bellezze naturalistiche e anche artistiche dei nostri territori. Le aziende sono state eccezionali, quelle che hanno partecipato alla nostra manifestazione, e dobbiamo ringraziare oltre alle aziende i volontari della Proloco che in queste settimane si sono impegnati, si stanno impegnando anche per gestire la manifestazione odierna, le aziende, veramente l'amministrazione comunale, l'assessore Posocco, il sindaco e l'assessore Posocco che si sono attivati perché questa manifestazione possa essere presentata nel miglior modo possibile. Un'ultima cosa, trovo molto lodevole la vostra iniziativa di non dare le bottigliette di plastica come gli altri anni, ma di dare la bottiglietta in metallo, la borraccina in metallo con il vostro logo, che resterà un ricordo, quindi un gadget non indifferente, ma anche un pensiero per l'ambiente. A differenza degli anni scorsi, quando alla partenza consegnavamo delle bottigliette in plastica di acqua minerale, abbiamo pensato di dare un segnale di attenzione ecologica alla manifestazione. Abbiamo la fontana degli atleti proprio qui in Piazza del Popolo, dove tutti i cicloturisti che arrivano si fermano perché dicono che è l'acqua migliore di Vittorio Veneto. Non c'era motivo migliore per presentare questa iniziativa, una bottiglietta in alluminio, la possibilità di riempirla qui alla partenza e poi di reboccarla durante il percorso nelle soste nelle varie aziende. È stata lodata da tutti quanti, abbiamo ricevuto i complimenti e ci fa piacere. Eccoci qui, Bellenda, percorso ovest se non sbaglio. Voi quest'anno, ciao Umberto, benvenuto e ben trovato a Rive Divine 2021. Voi quest'anno è la prima volta che partecipate a Rive Divine. Come mai questa decisione? Mi sembrava giusto riuscire a entrare anche noi in questo bellissimo circuito e far vedere anche la collina di Carpesica, che oltretutto è anche uno dei punti importanti della denominazione, in quanto c'è il nome proprio anche Rive di Carpesi, che è uno dei cru della denominazione del Prosecco Superiore. Vediamo che è arrivato già un gruppo, è già qui presente. Cosa gli avete dato di buono, di rappresentativo del territorio? Sia come gastronomia che come i vini, ovviamente. Da un punto di vista gastronomico abbiamo pensato alla soppressa, perché è immancabile, una buona pancetta, e poi del formaggio locale delle nostre rive qui della zona delle Prealpi trevigiane, quindi la zona di Tarzo e della latteria locale. Poi come vino invece abbiamo focalizzato l'attenzione su una interpretazione diciamo agricola del prosecco, quindi con un prosecco col fondo, sempre un prosecco superiore ovviamente, un Conegliano Valdobbiadene, e poi un'interpretazione tutta nostra che è il prosecco metodo classico che abbiamo iniziato a fare già da quasi 20 anni, e questo è uno dei 3 che proponiamo. Prossimi vini in sperimentazione, hai qualcosa in progetto? No, non credo che si possa inventare un vino all'anno, per noi ogni vino richiede una ricerca attenta e puntuale. È uscito già 2 anni fa il primo Lei, quindi un altro metodo classico 36 mesi, prosecco superiore, però in versione dry, quindi a alto residuo zuccherino, un po' una riscoperta di quello che si beveva nei primi del Novecento. Bene, allora Umberto, io ti lascio ai tuoi ospiti perché so che tra un po' arriveranno altri gruppi, quindi dovete preparare tutte le cose fresche, giustamente, quindi ti lascio ai tuoi ospiti, ma intanto ti ringrazio per aver partecipato a Rive Divine e anche per esserti concesso alla nostra intervista. Ci siamo spostati in zona Confin,
Stiamo proseguendo l'itinerario di Rive Divine, settima edizione, anno 2021, e siamo qui da Moro Barel con Susanna. Moro Barel è un agriturismo storico nelle nostre colline, facilmente riconoscibile e molto frequentato, a conduzione familiare. Infatti siamo qui con Susanna, che è una delle titolari. È un'azienda che si sta convertendo al biologico, sia per quanto riguarda la loro produzione autoctona di vini che per quanto riguarda anche i prodotti che offrono, e dopo qualche anno di sosta quest'anno hanno ricominciato si sono riproposti per Rive Divine. E quindi Susanna, come mai questa decisione quest'anno di ripartecipare a Rive Divine? Beh, intanto per promuovere il nostro spettacolare territorio, e in più perché crediamo nel biologico, che si possa fare bene, fare prodotto di qualità, e cosa dire di meglio, difendiamo i nostri territori e promuoviamo il più possibile. Beh, questo è un auspicio e anche una promessa non indifferente, perché effettivamente Rive Divine vuole anche proprio promuovere il territorio e anche la biodiversità di questo territorio, che è un territorio meraviglioso che fa da sfondo alle colline dell'UNESCO. In questa zona, tra l'altro, vedo che c'è un panorama spettacolare. Credo che la vista vi si appaghi ogni singolo giorno, giusto? Assolutamente sì, ce la godiamo poco, io ci sono nata, quindi per me è la quotidianità, però spaziare fino a intravedere Venezia, il mare, queste splendide colline è fantastico, sicuramente ti rimetti in pace con il mondo. Allora, siamo in attesa che arrivi il gruppo per Rive Divine, ma intanto cosa gli offrite di buono oggi ai ai partecipanti di Rive Divine che arriveranno stanchi da questa camminata? Allora, oggi gli proponiamo un risottino con prosecco, timo e limone, per rimanere logicamente in tema prosecco che domina le nostre colline, in abbinamento a un vino verdiso, che è un fratello minore, diciamo, del prosecco, è atto anche all'uvaggio degli OCG, e noi lo facciamo vinificare in purezza, quindi stiamo ritornando un po' ai palati un po' di una volta. È un vino che si presta bene per le giornate calde, quindi diciamo che si beve volentieri anche se si è stanchi, anche se fa caldo, perché rinfresca molto, quindi andiamo sul leggero. Poi prima che ripartano li deliziamo con un sorbettino con il limone, la menta e lo sciroppo di fiori di sambuco che abbiamo fatto noi, assolutamente bio. Non li vuoi deliziare con lo sciroppo di fiori di sambuco bio che hanno fatto loro? Anche io mi delizierei, insomma. Mi piace molto questa vostra idea del verdiso, della ripresa del verdiso, perché come abbiamo anche scritto, come abbiamo anche detto, la Rive Divine è un percorso enogastronomico nelle nostre colline, che non sono solo le colline del Conegliano e Valdobbiadene, le quindi del Prosecco, ma anche di tanti altri vitigni autoctoni che sono altrettanto importanti in zona e che fanno parte anche di altre DOCG, come per esempio la Colli di Conegliano. E quindi con questo meraviglioso menù, che sono sicura che i partecipanti di Rive Divine apprezzeranno sicuramente, io saluto e ringrazio Susanna e la lascio andare a ricevere i suoi ospiti. Grazie a voi e buon proseguimento. Siamo ancora qui a Confin, siamo con le due guide che hanno portato su un gruppo stremato di passeggiatori. Siamo con Roberto e Patrizia. E allora, cosa significa fare la guida, fare l'escursionista per Rive Divine? Un'esperienza bellissima, è un'esperienza sia come guida, perché molto spesso neanche noi vittoriesi conosciamo tante delle località e anche dei siti di attività che ci sono comunque dispersi sul territorio. I nostri ospiti sono stati contentissimi, vengono da tutte le parti, qualcuno conosce un po' di storie di Vittorio Veneto, ma non conosce queste bellissime colline. Quindi credo che è un'esperienza sicuramente da ripetere, da rinnovare. Io l'ho fatta l'anno scorso come visitatrice, quest'anno per la prima volta come guida, ed è un'esperienza bellissima. Beh, allora, una così soddisfatta bisogna riproporla anche per l'anno prossimo. Roberto, com'è questo gruppo? Sono atletici, fanno fatica, si adattano? È un gruppo molto ben formato, eccolo qui, che stanno mangiando, e si sono comportati molto bene, hanno ascoltato le piccole nozioni che abbiamo dato di storia del vittoriese, e niente, bellissima giornata. Ho scelto una co-guida fantastica, come avete appena sentito, e basta, proseguiamo per la prossima tappa.
Siamo qui immersi veramente nelle colline del Prosecco, tra vigneti meravigliosi, boschetti, panorami, chiese su cucuzzoli, è veramente un posto spettacolare. Siamo all'Agriturismo Altea, siamo sempre in zona confine, stiamo seguendo Rive Divine 2021, la 7ª edizione. Siamo qui con Marica, la titolare di questa azienda, che è un'azienda che produce Prosecco, oltre che offrire un servizio di relè con camere più una sorta di agriturismo. Allora, Marica, come sta andando questa edizione di Rive Divine? Sta andando bene, anche il tempo oggi ci sta graziando, quindi speriamo resista fino alla fine. I gruppi che sono arrivati fino adesso come si sono comportati? Arrivano stanchi o entusiasti? Entrambi, stanchi e entusiasti, però li vedo molto interessati, fanno domande e hanno piacere di conoscere il territorio e anche il prodotto. Qui vivete in un panorama che appaga la vista assolutamente, perché è una cosa veramente meravigliosa. Come vanno qui le cose con le riaperture? A parte questa che è un evento un po' particolare per cui c'è gente che gira eccetera, ma la riapertura com'è andata? È andata bene? Sì, la riapertura è andata bene, non vedevamo l'ora perché era ormai da novembre che eravamo chiusi e contavamo tanto appunto nella riapertura che è arrivata e stanno arrivando insieme anche i primi turisti, non solo italiani, quindi siamo contenti e speriamo possa continuare sempre meglio. Cosa offrite oggi agli escursionisti affaticati, affamati e soprattutto assetati? Allora, offriamo 2 prodotti di Prosecco superiore Conegliano e Valdobbiadene. Uno è un Brut Nature rifermentato in bottiglia sui lieviti, quindi un prodotto molto particolare, e l'altro invece è un Extra Dry con fermentazione classica in autoclave. E come piatto invece offriamo un orzotto freddo al pomodoro, crema di basilico e formaggio. Forza umane! Ma ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati sani e salvi! Con la lingua fuori, tutto bene. Li abbiamo attesi, li abbiamo aspettati, li abbiamo visti arrivare, sono arrivati stremati. Dopo diverse vicissitudini con le biciclette, finalmente il gruppo dei ciclisti del primo anno delle Rive Divine è arrivato qui all'Agriturismo Altea. E allora adesso sentiamo la nostra guida Gianni, come è andato questo primo itinerario delle Rive Divine percorso in bicicletta? Direi che è andato molto bene perché siamo, come ha detto lei, i primi e siamo i pionieri di questa avventura. Abbiamo diverse biciclette che magari non sono adeguate per il percorso perché c'è chi addirittura ha il rapporto fisso dietro, quindi sono biciclette adatte alla città, ma comunque vedo che sono tutti contenti. Abbiamo attraversato le nostre colline, adesso qua all'Altea ci ristoriamo e dopo riprendiamo il percorso. Direi che anche per il prossimo anno inserire anche magari un gruppo in bicicletta, uno di quelli più semplici, un giro più semplice e uno magari per i più allenati e specialmente in particolar modo per le e-bike, sarebbe una buona idea. Che itinerario avete fatto? Siete partiti, vi abbiamo visto in partenza a Vittorio Veneto, che giro avete fatto? Siamo partiti a Vittorio Veneto, siamo scesi fino a San Giacomo, ai confini praticamente del comune di Vittorio Veneto, abbiamo toccato i confini di Conegliano, siamo entrati per la zona industriale e da là abbiamo fatto un dislivello che sono circa 150 metri per arrivare all'antica Quercia, quindi per chi non è preparato anche dislivello sullo sterrato e tutto il percorso per raggiungerlo è sterrato, per chi non è preparato ha sentito subito le prime difficoltà. Dall'antica Quercia, sempre per lo sterrato, siamo scesi, abbiamo affrontato la strada verso il lago di Pradella, sempre nel comune di Conegliano, e là siamo entrati sulla sterrata che portava il Borgo Antico, cantina Borgo Antico, Toni d'Oro, e siamo usciti là da Beppo Larin, ristorante Beppo Larin. Beppo Larin abbiamo girato a sinistra e abbiamo fatto in fila indiana tutto il percorso fino a Bivio San Luca, là siamo entrati e siamo arrivati qua all'Altea, quindi c'è un dislivello circa già di 350 metri e nel totale faremo una quarantina di chilometri, quindi per chi non è preparato è una cosa abbastanza impegnativa, insomma. Quelli preparati vedo che non hanno nessun problema.
Io mi sono stancata solo ad ascoltarlo, quindi figuratevi, cioè ci mancherebbe altro. Beh, adesso qui da Altea il punto di ristoro è fatto bene anche all'ombra, quindi potete anche prendere un po' di aria. Il prosecco è ottimo perché l'ho assaggiato, è ottimo. E quindi saluto Gianni e adesso andremo anche a sentire gli avventori e gli altri ciclisti. E intanto saluto Gianni e ti auguro un buon proseguimento per il resto del percorso. Grazie mille e buon giro a tutti, buon Rive Divine a tutti, grazie. Michele, com'è andata questa traversata da Vittorio Veneto fino a qui? Bellissima, molto articolata come zona, come strade, come tutto quanto. La guida è stata molto piacevole anche per la vista e la spiegazione che ci ha dato e dopo c'è sempre un buon piatto da mangiare per ogni posto dove ci si ferma. Hai fatto fatica? Noi 4 no, perché abbiamo la pedalata assistita. Mi dispiace un po' per gli altri, anche sì. Pronti per andare avanti per la prossima tappa, giusto? Certo, ci hanno detto che c'è una prossima tappa molto interessante, lo spiedo. E quindi auguri, complimenti, ricaricatevi perché credo che vi serva proprio di ricaricarvi bene. Il prosecco è buono, l'orzotto è fantastico, quindi buon proseguimento. Grazie. Siamo qui con una non esperta e quindi Linda, che bicicletta avevi e dimmi, sei un'esperta di ciclismo? Allora, avevo una bicicletta normalissima con le marce normali, non sono esperta di ciclismo, non lo pratico. È stata un po' tosta, delle salite abbastanza impegnative, però insomma si fa, poi si beve e si mangia in compagnia, quindi... Infatti penso che poi alla resa dei conti Rive Divine sia anche un essere un po' tutti insieme in compagnia e quindi anche fare fatica ma poi gioire della fatica fatta tutti insieme godendosi un buon pranzo e anche un buon bicchiere di vino. Bene Linda, ti auguro un buon proseguimento per la prossima tappa. Grazie mille. Ho incontrato un amico che conosco da almeno 30 anni, da quando mi sono trasferita a Vittorio Veneto, il Mauro. Allora Mauro so che è un ciclista perché lo vedo sempre in bicicletta, sono anni che lo vedo in bicicletta, secondo me si è fatto 400 giri d'Italia nel frattempo, ma intanto, di più, vero? Ma intanto, com'è stata questa prima esperienza di Rive Divine in bicicletta? Beh, diciamo che è particolare, poi questo è il luogo giusto per andare in bici, le nostre zone sono magnifiche per la bicicletta, per la mountain bike, ci sono strade, stradine, sentieri. Oggi abbiamo tutte tra le più belle colline che ci sono qui intorno nel paese. Basta guardarsi intorno un attimo, vedere che panorama abbiamo e quindi soddisfattissimo di questa prima edizione da ripetere sicuramente. Allora quando è arrivato erano tutti stremati e lui era tranquillo, sono arrivato e gli ho fatto, dico ma tu non hai faticato? Mi faccio no, cioè, per me qui è una passeggiata, dico lo fai tutte le mattine prima di colazione? Magari. E chiudiamo il nostro percorso con Rive Divine, 7ª edizione 2021, con l'intervista al protagonista forse più giovane della giornata, ma sicuramente quello più carico di personalità e di simpatia, Julian. Ecco, lui che, ve lo faccio spiegare da lui. Julian, cos'è che fai qui da Altea? Beh, allora, adesso che ci sono cantine aperte, servo il vino e abbondo. Avete capito? Cioè lui abbonda nel servire il vino, cioè è un mitico, è un ragazzino mitico, mi sta troppo simpatico. E allora qual è il tuo vino preferito? Allora, io ne assaggio sempre un goccetto perché mia mamma mi lascia e devo dire la verità che il Brut Nature mi è piaciuto tanto. Ragazzi, abbiamo un mini sommelier che mi farà le scarpe quando diventerà più grande. La fine del percorso, la fine di una giornata intensa. Rive Divine 2021, 7ª edizione, si conclude
così. Purtroppo non abbiamo potuto ovviamente visitare tutte le aziende che hanno arricchito i percorsi che sono stati offerti in questa giornata, ma era materialmente impossibile essere presenti dappertutto, ma insomma abbiamo fatto le nostre escursioni molto attentamente. Un ringraziamento e un applauso va sicuramente agli amici e a tutti i volontari della Proloco di Vittorio Veneto per l'organizzazione dell'evento, con tutte le difficoltà che ci possono essere anche in una fase di riapertura come quella di quest'anno, ma insomma organizzare 4 itinerari con così tante persone, anche un itinerario nuovo con le vespe, le biciclette che abbiamo visto, le e-bike eccetera, è sicuramente un impegno non indifferente. Noi continuiamo ad aspettarvi tutti quanti sulle nostre colline di Vittorio Veneto, venite a trovarci sempre, tutte le aziende che non sono state visitate oggi da noi, ma che sono state visitate da tutti i nostri partecipanti, vi aspettano a braccia aperte per la degustazione dei loro prodotti gastronomici ed enologici. E quindi tornate a trovarci, continuate a seguirci, continuate a seguire la Tenda TV e alla prossima edizione di Rive Divine con l'8ª edizione nel 2022. Arrivederci a tutti!